E buon pomeriggio signori e ben ritrovati, io sono Lord Perso e siamo qui tornati su Rondo Total War per fare un'altra partita con Roma. Io avevo chiuso lo scorso turno con dicendo, diciamo, ci vediamo al prossimo fine turno e facciamo andare avanti. Ma col cavolo ragazzi, perché ci sono delle cose che possiamo ancora fare in questo turno. E sono delle cose tra l'altro abbastanza importanti. Prima di tutto la flotta la possiamo spostare e guardate cosa abbiamo nel tiro. Ah, i maestri di Mesogeios, che non si leggerà sicuramente così, ma noi li andiamo a massacrare, o perlomeno ci proviamo, perché loro scappano come dei codardi. Se adesso il gioco mi fa vedere cortesemente, grazie, caricamento lungo 12 anni, mi fa vedere un po' la mappa, potrei andare a recuperarli. Il problema è che loro sono scappati. Sti maledetti, qua sono in pochi. Io qui non ho preso praticamente nessun danno, nonostante il mare alto. Allora a questo punto potrei o andare in questa zona, ma sicuramente, proviamo sicuramente mi vado a prendere un po' di... No, non mi vado a prendere nessuna... No, nessun malus. Allora io direi che per questo turno la nostra flotta può avanzare. Dai che la... No! Come? Ma come ancora? Era un'altra, era un'altra. Maledetta, ci ho sperato per un attimo. Vabbè, comunque andiamo a fare brutto in questo mare. Così facciamo scappare i nostri nemici, sperando che non arrivino a prenderci Anteia o Odessos. Anche se Odessos direi che è proprio l'ultimo posto dove devono andare. Allora, abbiamo detto, abbiamo una legione qua in costruzione, anzi in reintegro. Una legione qui pronta per attaccare Nicomedia, direi che sarà il passo successivo. E poi abbiamo la legione 13ª Marzia, che anche lei sta recuperando, o almeno ci prova, perché lì il manpower lo vedo proprio male, lo vedo proprio male. Un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente, ragazzi, nello scorso episodio, se vi ricordate, questi tre omini, questi tre eserciti, full stack tra l'altro con anche una notevole esperienza, con delle truppe belle pesanti, si sono avvicinate ad Alessandria, loro ex capitale. Allora io, per non sapere né leggere né scrivere, ragazzi, direi che per me è meno importante Memphis, ma è più importante proteggere una legione che da Alessandria, scusate, non potrebbe scappare. Quindi mi vado a mettere qua e almeno ho la possibilità di difendere la città. Poi in realtà non è vero, non è vero, perché se loro mi attaccassero questa legione, o entro con tutto, con anche i cittadini e quest'altra legione qua, che in realtà potrei farlo, oppure se me la fuggo loro potrebbero successivamente attaccare Alexandria da sola. Quindi, e anzi lascio scoperto un po' Memphis. Però ragazzi, questo gioco non è un gioco per cuori teneri, e quindi ce ne stiamo belli in difesa con le nostre 17 unità, 17 più 18 che fa 35, e dall'altra parte ne abbiamo ben 60. Ah, che bello, che bellezza. Qui abbiamo un'unità di... una flotta di Pergamon. Cosa ci fa questa flotta qua? Cavoli, questa potrebbe essere un problema. Non tanto per queste coste qui, ma per queste altre. Non l'avevo proprio vista. Allora, direi di far rientrare questa a questo punto, perché non mi piace per niente questa flotta qua, per nulla. Seguiremo i suoi movimenti, occhi aperti, mi raccomando. Mentre invece a nord la situazione era che abbiamo devastato Cenabum. Infatti ha un meno 61, ragazzi. Vediamo se riusciamo, a forza di colpi a destra e a sinistra, di recuperare un po' di denaro e di... infatti avevo le truppe qua messe male. E di recuperare anche un po' le truppe. E niente ragazzi, noi ci proviamo. Poi vi avevo lasciato con il discorso di fare un'incursione a nord a Treverorum, ma non so se la faremo. Intanto ho posizionato qui la mia spia, di fatto. E in questa zona faccio un recap ragazzi, perché dalla scorsa puntata sono passati un po' di giorni, per questo motivo qua, grazie alla mia connessione. Ecco qua. E poi abbiamo anche questa spia che in realtà si potrebbe muovere. Allora mandiamola a nord, giusto per curiosare un po' e capire cosa c'è a nord. Ok, adesso Roma ha una visione più
più precisa. E ora dai, fine turno e andiamo avanti, ragazzi, malvenuti come sempre. Ah, è vero che avevo spostato la spia in queste terre. È vero. E ci fa vedere un po' dove sono finite le flotte. Tante flotte comunque per Pergamon, eh. Veramente tante tante flotte. Questi egiziani che stanno sempre a rompere le balle. Maledetti a loro. Ma vediamo Pergamon cosa fa, ragazzi. No, passiamo il turno indenni. Wow. Bene. No, è morta una spia. È morta una spia. Salonia cornuta. Questa signora ha raggiunto la fine dei suoi giorni ed è in pace. Che poi era una spia? Perché non ne sono così sicuro. Adesso dopo andiamo a vedere. Banditismo, tasse mancanti. Wow. Ah, mi sa che allora era un... boh, vabbè, adesso vediamo. Bene. In realtà 5 turni. Fatemi vedere cos'era. Secondo me era il... esatto. No, il personaggio è qua. Che tra l'altro non sta lavorando. Maledetto, madonnina. Ah, allora niente, qua non è che possiamo fare poi molto. La riduzione qua c'è, porca miseria. Fatemi vedere, scusate. Banditismo altissimo. Altissimo. Porca miseriaccia. Beh, è altissimo questo banditismo. Dovrei andare a costruire qualche struttura. O andare a far conquiste, ragazzi. E non parliamo di donne. Allora, qui abbiamo la legione che tra l'altro, mamma mia, agitata schifosa. Ma veramente schifosa. Qua le truppe non si sono rinforzate. Si rinforzeranno nel prossimo giro. E qua pian piano si stanno rinforzando. Perfetto. Ok, direi però che vabbè, le truppe sono abbastanza messe bene. Queste sono rimaste qua. Ok. Allora, fatemi vedere. Voglio tornare un attimino indietro per vedere se c'è la flotta ancora ormeggiata qua. No. Eh sì, invece sì, eccola qua. 13. 13 contro 15. Potrebbe essere divertente, estremamente. Potrebbe essere divertente. Potremmo giocare ad affonda la flotta. Oppure, questa qua è rimasta qua. Questa è rimasta qui. È un ammiraglio, quindi non dovrebbe essere una flotta da sbarco. Dovrebbe essere una flotta normale. Non sono neanche grossissimi. Beh, oddio, 14, insomma. Potrebbero essere pericolosi come non essere necessariamente pericolosi. Allora, io quasi quasi un colpettino a questa gliela darei. Gliela darei. Fatemi vedere. Allora, magari andiamo su di qua. Tra l'altro è la stessa frase che ho detto ieri sera. Qui non c'è nessuno. Va bene, qui c'è un filosofo che si può togliere dalle scatole. Allora, qui non ci arriviamo neanche a pagarlo. È che se io mi allontano da Anteia ho paura che arrivi qualche nave. Questa non arriva. Ok, questa potrebbe arrivare. Questa potrebbe arrivare. Allora, se io affondo questa flotta, Anteia è libera e quindi potrei spostare la mia legione verso qua, verso la Tracia, verso Nicomedia, la città di Nicomedia. Non sarebbe affatto male. Tra l'altro io non vedo neanche. Questa non arriva ad Anteia, quindi se io proteggessi Odessos sarei in una botte di ferro. Questa cosa allora è da fare. Andiamo a prenderci questa nave. Attraversiamo il mare. Ok, scappano. Vediamo se riusciamo a beccarli. Abbiamo abbastanza gittata, E voilà. Guarda che li becchiamo. Vediamo cosa ci dà il gioco, se no altrimenti ce la giochiamo. Sulla spiaggia, ragazzi. Sulla spiaggia. Allora, ci dà che ci rimane meno del 50% dalla flotta.
Mi sembra un'esagerazione onestamente, anche perché io d'attacco ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 navi d'attacco. Loro praticamente ne hanno solo 1, 2, 3 più il generale. Ammiraglio, scusate. No, no, questa ce la giochiamo e andiamo ad affondare la flotta nemica, assolutamente. Ok, con la nebbia attendiamo ad attaccare e iniziamo con l'asciutto. Perché ragazzi, è vero, loro hanno le frecce, ma noi abbiamo queste signore qua. Queste signore qua che proprio spaccano in due, o almeno spero, tutta la flotta avversaria. Le mettiamo 3 per lato. Poi ci prendiamo un po' di tiro, lo mettiamo esterno. Davanti ci mettiamo queste che andranno a speronare gli arcieri, insomma. E dietro ci mettiamo il generale che ha funzioni di tiro, quindi lo lasciamo al centro. Va bene, direi di iniziare la battaglia, solo che prima andiamo magari a unire queste navi per un controllo un po' più capillare. E voilà, siamo pronti, iniziamo la battaglia. Voi ragazzi qua dovete tirare sul generale. E anche voi vi voglio qua. Tra l'altro, perché raggrupparli e poi andare a selezionarli uno a ognuno? Vabbè. Vabbè. Allora, dai ragazzi, forza sotto. Andiamo. Qua. 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 Qui. E voi state già andando. Dai. Tirate al generale. Generale, schiva la prima. Quante ne schiverà? Dai, si accettano scommesse. Schiva la seconda. Dai ragazzi. 10 remate. Dai, dai ragazzi. 10 remate. 10 remate. E 10 remate. Dai, però attaccate ragazzi. Forza. Le frecce belle, ma io voglio che attacchiate. Madò. Dai con le 10 armate, forza. No, vai su questa. Dai, dai, dai. Dai, dai. Ok, qua c'è un po' di scontro tra le navi. Qualcuno l'ha centrata. Qualcuno l'ha centrata. Ora cambiate obiettivi e ci si diverte ragazzi, dai. Forza contro questa. Contro questa. Qui tentano. Attenzione. Dai, intervieni anche tu generale. Forza, dai, 30 remate. Attenzione qua, lo scontro con la nave. Ma noi siamo più grossi. Noi siamo più grossi, signori. Dove volete andare? Vai, fai fuoco contro questa. Un po' fastidiose, queste navi avversarie, però. Ok, qui l'abbiamo centrata. Dai. Ma qui l'artiglieria, ragazzi, fa tanta roba. Dai, vai su dritto su questa, dai. Vai, vai, vai. Qui c'è lo scontro. Oh, nave da tiro che affonda. Mamma mia. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Qua, com'è la situa? Dai, dai, forza. Tirate. Tu tira qua a questo punto, tanto sei inutile. Oddio, forse tirare su questa, no. Ok, andiamo a prenderle, forza. Ok, affondata. Godo. Affonda anche questa, tutte affondate, ragazzi. Vai, ragazzi, forza. Vabbè, ma è stravinta questa battaglia, ragazzi. Stravinta e rivinta. Ok, loro scappa. Questa doppia, bellissima. Questo attacco qua, bellissimo. Doppio speronamento. E rimane solo questa qua, che però io andrei a far fuori immediatamente. No, ci ha affondato una nave. Porca miseria, tanto costa anche un botto. Porca miseriaccia. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Oh dai, prendete questa. Probabilmente ci ha preso fuoco, probabilmente. Vediamo se riusciamo a prenderla.
Cosa ha schivato? Attenzione, dai, un altro tiro, forza. Quasi. Niente, voi rimanete qua perché sennò mi affondate le mie stesse navi. Attenzione. Niente, non è riuscita a prenderla, è scappata. Va bene così, eccola qua, la sopravvissuta. Andranno a dire cos'è stato. 2 navi affondate. 3 navi affondate, non me ne sono accorto, ragazzi. 3 navi affondate. Insomma, non è andata così splendidamente. Più che altro per la nave con il tiro, con l'onagro fondamentalmente, che non è stato proprio bellissimo. Cioè costa veramente un botto e insomma, vabbè, ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, però va bene così. Ok, perfetto. Niente, abbiamo perso 3 navi, però loro devastati. Io direi che i prigionieri li andiamo a consegnare. Sarebbe bello riuscire a fare anche fuori quell'ultima nave lì, ma non le recupereremo mai così lontane. Vediamo. Ma non penso di avere... infatti. Allora, io direi andiamo su questa rotta commerciale. E va bene così, non abbiamo altri movimenti da fare. Perfetto, ragazzi, abbiamo ridotto tantissimo le uscite. Assolutamente. Bireme d'assalto, interessante. Tiremolia da inseguimento, interessantissima anche questa. Fatemi vedere a che punto sta il porto. Ma è ancora lungo il porto qua da fare. Qui c'è 100%, no scusate, 100 derivanti dalla ricchezza derivata dall'apprendimento e più robe produttive, più 2 al banditismo, però un po' più di commercio. Allora, fatemi vedere un po' la situa, perché il banditismo a quanto sta in questa regione? Al palo, sta a 0. Corruzione molto alta. Corruzione ce l'ho veramente alta. Vediamo, se io volessi prendere un dignitario invece, un dignitario non sarebbe male. Più 2 la pressione fiscale. Non sarebbe male, non sarebbe male. Dai, ce lo prendiamo con i soldi che abbiamo. E lo mettiamo qua. Anche se qui in realtà abbiamo lui. Vabbè, magari lo spostiamo allora. Perché qua c'è questo qui. Ok. Potrei portarlo a Narona. Fatemi vedere Narona col banditismo. Non è messa benissimo, dai. Ce lo portiamo a Narona. Che però c'è già qua. Ah, ok. Allora ragazzi, andrà portato su. Mediolanum mi sembra che abbia il banditismo abbastanza... esatto, abbastanza elevato. E anche a Roma non scherzano. Esatto. Però adesso Roma noi, con i soldi che abbiamo fatto, glielo abbassiamo. Andiamo ad abbassare sempre più il banditismo, perché Roma, ragazzi, ci produce veramente tanto, tanto, tanto denaro. Vabbè, ho fatto una cavolata a fare il patrizio qui, però, vabbè, ormai è andata. Va bene, quindi flotta nemica. Ok, tutto a posto. Qua questi non so cosa vogliono fare. Si sono accampati fuori dalla città, ma dovrebbero andarsene. Non so perché stiate qua a rompermi le scatole. Allora, qui prendiamo morale e carica. Fatemi vedere che truppe c'ha. Però c'ha un cavallino già. Ah vabbè, no, è solo un simbolo. Fatemi vedere le truppe di questo esercito. Ha 2 cavallini. Direi che sono insufficienti per prendere una carica. Potrei fare un più 2 più astuzia, più tiri al minuto. Più tiri al minuto. Cavalleria. Questo va bene per la flotta. Più 4 armature per tutte le unità. Sì, facciamo difesa. Genius. Quest'uomo è la personificazione di tutto quello che c'è di buono e sincero nei romani. Allora io direi di potenziare questa sua caratteristica.
Qui andiamo a fare o l'autorità o l'attacco. Però io direi in questo caso anche la difesa non sarebbe male. Meno 3 al banditismo. Interessante. Direi di andare a fare però l'autorità. L'autorità e ancora autorità. Ok, ho potenziato non di poco l'esercito. Siamo in una situazione di bancarotta ancora. Porca la miseriaccia. Dai, ma com'è possibile ancora bancarotta? Se io tolgo... No, non cambia niente, figurati. Vabbè, andiamo in bancarotta, ragazzi. Ma porca miseriaccia, ho speso troppi soldi. Ho speso troppi soldi in giro. Vabbè, allora ho fatto tutto questo per liberare questa legione che si sposta qui. E il prossimo turno dovremmo essere in grado di attaccare Pergamon. Io addirittura proprio la sposterei quasi quasi e farei valicare. Però dai, non lo so. Questa dove arriva? Fino a qua. Fino a qua. Quindi se arriva fino a qua. Però Odessos è sotto attacco. Io non voglio perdere ancora Odessos. E questi sono troppo... Allora li potrei portare ad Odessos. Ci vorrà ancora un po'. Sì, dai, facciamo così. Li portiamo ad Odessos. E prossimo turno scendiamo con la Martia. Questa è la 10ª africana. Va bene così a questo punto. E basta. Basta. Potrei andare non in bancarotta. Sì, potrei. Potrei andando a rimuovere magari qualche unità da qua. Però ragazzi, cioè... ci vuole tante unità da rimuovere io onestamente. Sono troppe. Vediamo. Potrei fare qualcos'altro. Potrei ancora andare ad attaccare Senabum. Ma sì, ma andiamo a fare un attacchino. Tanto ormai siamo qua. Modalità equilibrio 82. Va bene, dai. Modalità equilibrio. Andiamo a spanarle ancora. Ovviamente andiamo solo a saccheggiare, perché sapete che ormai è una prassi. Se non andiamo a saccheggiare questa Senabum non siamo contenti. E tra l'altro possiamo anche tornarcene indietro. E lo facciamo. Senabum veramente la situazione è critica. Meno 60 ed è un meno 37. Veramente critica la situazione. Non capisco perché mi è... vabbè ragazzi, non mi faccio più domande. Allora, wow, tra l'altro qui ho 2 scorpioni romani. Interessantissimi. Qui ho una cavalleria. Vabbè, sono un po' di cose che possiamo fare, ci possiamo divertire. Qua siamo a 18. Ok, 18 però grossi, quindi io li lascerei così per ora. Qua siamo a 18, anche qui abbastanza grossi. Qui un po' meno. Magari andiamo a fare questo legionario qua. Ovviamente ci aumenta il costo. Maledizione. Va bene, dai, basta così. Potrei fondere questi due e prendere un cavallino. Oppure fondere questi due e prendere un cavallino. Allora, fondiamo questi due. Ci prendiamo un cavallino nuovo. Potrei fondere questi due, ma no, va bene così. Cavallino nuovo di qua. E io direi 3000 ragazzi, teniamoci, perché il prossimo turno non voglio andare ancora in bancarotta. E qui la rischio, veramente. Ma veramente. Qua potrei fare un bacino di carenaggio, che però mi dà 2 di squallore, che non è proprio il massimo. Qui mi toglie 4 di cibo. Anzi, vado a meno 2. Però mi dà un po' di denaro. Allora io lo farei. Siamo a meno 208. A questo punto mi attengo veramente a quello che ho detto, perché sennò sembra che dico le cose poi dopo non le rispetto apposta. Direi che saltiamo, andiamo avanti con il turno, dai. Dai, andiamo avanti col turno e vediamo un po'.
Abbiamo delle abilità ancora non assegnate. Ma fatemi vedere dove. Ah, la nonna Rapax. Ah, interessante. Sono saliti di livello pure loro. Quindi più 6 al campo divisivo. Assolutamente. Assolutamente. Velocità di reintegro per tutte le unità. Assolutamente portato al massimo. Cioè al massimo. Comunque al massimo di quello che possiamo fare in questo turno. Ma vediamo il prossimo. Perché io direi che adesso si va a colpire Nicomedia e entriamo veramente in Asia Minore. Prima volta per Roma in Asia Minore, signori. Ok ragazzi, allora ci sono diverse cose interessanti in questo turno. Adesso andiamo a vedere, ma soprattutto abbiamo raggiunto bene. Bene, 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 bene. Abbiamo raggiunto un livello di economia ottimo. Tra l'altro ci dà più 5 al cibo, perfetto. Ma poi possiamo sbloccare, se non sbaglio, fatemi vedere cosa che era. Valuta comune, che è questa qua. Fatemi vedere. Esatto, questa qua. E ci dà un bel po' di strutture, ma soprattutto ci potenzia il peschereccio, che non fa mai male. E questo qua che è vabbè, non riesco ad arrivarci prima che sparisca, che è contro il banditismo, se non erro. Adesso andiamo a verificare. Andiamo. Allora, dov'è che sta? Tanto l'unica truppa arruolata. Benissimo. Questa stagione abbiamo più 5.000. Fatemi vedere. Ah no, arriva al massimo a livello 3. Niente, allora ho visto male io. Ah, bel casino. Bel casino. Io pensavo di averla svangata. Vabbè. Allora, poi vediamo dove possiamo buttarci. Economia di tipo 3. Ci dà più cibo, di sicuro. Ah, ma vedi che c'è? Vedi che c'è contro il banditismo di livello 4. Ma io che cosa ho visto allora? Sono ubriaco marcio anche oggi. Fatemi vedere. Ah, banditismo di livello 4. Ah, scusate, perché noi ci avevamo fino al 3, vero? Quindi sì, anche oggi ho bevuto. Allora, vediamo. Poi qui potremmo fare qualcosa sulla filosofia. Più 4 all'ordine pubblico. Non male. Ci dà più ricchezza con l'agricoltura. Non sarebbe male, non sarebbe male neanche questa. Vediamo, punto di vista invece di costruzioni, siamo un po' restii, ecco, a usarle perché insomma mi sembra un po' eccessivo. Meno 4 la realtà per tutti i partiti politici, con la Repubblica però, con la Repubblica. Quindi io questo lo farei più tardi. Però cavoli, che bonus belli. Meno al 3 al costo di mantenimento degli eserciti. Più ci sblocca la caserma delle corti. Mamma mia, sarebbe tutta una roba particolarissima. Questo è sulle flotte. Questo non possiamo prenderlo fino a questo non sarebbe male. Fino al raggiungimento dell'obiettivo precedente. E questo invece. Ah, potremmo fare ingegneria, che volevo già fare in realtà. Perché ci aiuta, perché ci toglie meno 2 al tempo di resistenza del nemico all'assedio. Non sarebbe male, eh. Sai che non sarebbe male. Se no posso fare Pantheon. Più 10 al danno con i proiettili. Wow. Più 10 danni con delle torri. Più 10 tiri al minuto. Non sarebbe male neanche questo. Però questo ci va a sbloccare assedio 2, che ci dà sempre meno 2 al tempo di resistenza del nemico. E più 5 costi unità d'assedio. Ah, è proprio 5 costi unità d'assedio. Ah sì, che è quello che ho detto prima. Scusate ragazzi, sono ubriaco oggi, non so cosa mi è preso. Non lo so. Questa mi alletta un casino. Ma no. Ma no, ma no. Io andrei, guardate, veramente su o questa o questa qui. Dai, prendiamoci questa qua delle macchine d'assedio, dai. Riusciamo a farla un po' più velocemente e
ci dà secondo me dei bonus maggiori, ce ne dà di più. Allora, la flotta, la mia flotta come è messa? Non è che c'ha molto da ricaricarsi in questo gruppo qua. Qui abbiamo il nostro amico. Questa rimane sempre qui al palo. Tanto questa non va lontano. Ah, ma queste sono truppe, ragazzi. Aspetta, aspetta, non agitata così bassa perché sono truppe, secondo me. No, allora attacchiamo, ragazzi. La città entrerà in difesa. Mi sembra di no vederlo così. Dai, proviamo, ragazzi. Se riesco a intercettarli. Mamma mia, signori. Sì, la città manda in difesa solo 2 navi. Wow. Qua ci facciamo un'esperienza incredibile. Incredibile. Direi di andare su modalità di equilibrio. Ok, abbiamo perso questa quadrilla. Oh, madonna, madonna, che sperla. Rilasciamo i prigionieri. Assolutamente. E a questo punto però adesso andiamo a massacrarli. Cioè terminiamo questa mattanza. Qua non c'è neanche 100%. Allora andiamo a dare equilibrio. Li facciamo fuori. Noi non perdiamo niente, spero. Esatto. Perfetto. Persi 0. Ottimo. E i prigionieri li andiamo a schiavizzare. Giusto perché sono generali. Ragazzi, bella questa vittoria. Bellissima. Però adesso è tempo di rientrare, perché non siamo messi benissimo neanche noi. E ci abbiamo un po' di grano. Allora, tu Goduria, Libidine. Allora, tu attacchi la città e la cingi d'assedio. Tu invece, no, e cosa fai? Qua sopra la legione 13ª Marzia si avvicina e ci dà supporto. Sì, ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Schiaffi a destra e a sinistra. Ok. La legione 10ª africana se ne va a Odessos e va a difendere la città. Perfetto. Controlliamo il livello di banditismo. Bassissimo. Ottimo. Tu che ti ho tirato fuori a caso, che non c'entri una mazza. Tu te ne vai in Cisalpina. Mi sa che fai prima arrivare da qua. Esatto. Te ne vai in Cisalpina. Dai, ci piegherai un po' di turni. Però, che ci vuoi fa? E stavo dicendo, ok, loro sono ad Odessos e ora attacchiamo Nicomedia. Ragazzi, Nicomedia è una città importantissima da prendere. Non hanno un grande esercito di riserva, hanno le mura alte, ma noi siamo in 2 e andiamo in modalità protezione. E li salutiamo, signori. E prendiamo Nicomedia, dai cavoli. Ottimo, ottimo, ottimo. Questo è un'ottima giocata. No, che andiamo a... Allora, non mi dispiacerebbe raderla al suolo. Anche occuparla potrebbe essere interessante, però secondo me ci dà meno noia raderla al suolo. Andiamo a raderla al suolo. Tradizioni militari, penso, di questa legione, sì. E niente, ragazzi, qua si gode alla grande. Allora, andiamo a potenziare sicuramente l'armatura, sicuramente anche questo, più movimento durante le battaglie. E poi andiamo a potenziare il tiro di questa legione. E ragazzi, wow, 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 wow. Allora, mi posso già spostare qui con quest'altra legione e il prossimo giro un bel cavolo. Che qua vedo che c'hanno un bel esercito. Però qui chi sono questi? Cappadocia. Noi siamo in guerra con la Cappadocia. Fatemi vedere. No, non siamo in guerra. Ah, non siamo in guerra. Parrebbe. Poi sapete che questo gioco è pieno di bug, ogni tanto mi dà delle sorprese, però parrebbe di no. Qui non vedo truppe passare. Di qua
neanche. Quindi potremmo attaccare in un futuro Pessinus o andare ad attaccare Pergamum. Che Pergamum sarebbe, secondo me, è la capitale di Pergamon. E non sarebbe affatto male andare ad attaccarla. Non sarebbe affatto male. Con la presa di Nicomedia abbiamo... Ah beh, avevano Trapezus loro. Vabbè, comunque abbiamo dato un po' di fastidio ai nostri avversari, dai. Facciamo un porto. Qui facciamo sicuramente un acquedotto. Abbiamo finito le costruzioni. Però per me va bene così, non voglio esagerare. Questo qua in realtà potrei portarlo anche in questa zona, ma preferisco tenerlo a Mediolanum. Ok ragazzi, prossimo turno si prospetta pieno di denaro. Insomma, vabbè, si fa per dire. Si fa per dire, abbiamo avuto tempi migliori. Allora, vediamo un po' la situazione. Qua si sono ripresi completamente, ottimo. E c'è ancora Cenabum, scusate, scoperta. Andiamo a vedere, giusto per vedere cosa accade a nord. Qui c'è un'unità, qui ce ne sono due, probabilmente questo è il rifacimento. Non male. Loro potremmo andare a dare una sveglia ai nemici. Meglio con questi, che tra l'altro... Ah, guarda qua, perfetto. Allora, cavalleria. Potremmo dare qualche bonus alla cavalleria? No, ne abbiamo troppo poca. Quindi nessun bonus alla cavalleria da parte dei nostri servitori. Potremmo dare... No, costruzione no. Navi no. Morale però sempre cavalleria. Più 2 autorità quando esercito, quando è in capo a un esercito. Più 4 i danni causati dalle armi inflitti da tutte le unità dell'esercito. Dai, andiamo a potenziarlo. E qui cosa gli diamo? Allora, peccato che non ho, porca miseriaccia, il movimento potenziato. Peccato. Questo qua è un potenziamento da parte del generale. Questa è la portata, che non sarebbe neanche male la portata. Non sarebbe neanche male. Allora andiamo a fare sicuramente l'autorità. Questo non mi interessa. Più 3 velocità di movimento di tutte le unità. Consente chiama, raccolta e incita, che è tanta roba. Però anche grido di guerra non è male, Non è male. Questo cos'è invece? Cosa ci dà? Alza lo stendardo. Abilità alza lo stendardo. Più 9% alla probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Va bene, che non mi interessa. Più 15 al morale per unità del comandante. Interessante. Va bene, questo va a potenziare un po' il generale. Io direi di fare questa qua. E andiamo a potenziarla ancora. Ok, perfetto. Consente l'abilità grido di guerra. Allora, io a questo punto lo porterei qui. Zitto zitto. 4-4. Ci spingiamo a nord. Veramente a nord, ragazzi. Per la prima volta Roma attraversa questo fiume e a breve quest'altro. Per la prima volta ci spingiamo. No, 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 marcia forzata. No, 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 no. Normale. E vai qui, prossimo turno. Ce la fai, sì, ce la fai. Qua andiamo a dare disperazione alla... Sì, alla popolazione. Oppure un po' di visione. Allora, questa se ne torna indietro. Tanto non ho bisogno di tenerla così in cima. E ci fa vedere un po' qua. Ok. Lui in realtà non ha bisogno di muoversi ulteriormente. Magari lo mandiamo di qua, giusto perché poi la spia gli facciamo fare il giro verso il basso. Sì, così va bene. Giusto per vedere. Tu rimani qua. Sì. A questo punto andiamo a potenziare qualcosa. O ci prendiamo delle altre unità.
Però che unità devo prendere? Non posso prendere niente. Allora, vabbè, potenziamo questo che va in attacco allora, a sto punto. E andiamo a potenziare queste unità. Wow. Ma cavoli, ma costa tantissimo il potenziamento dell'unità. Porca miseria. Treverorum sarà il prossimo villaggio che attaccheremo per mangiarci un po' di roba. Questo in realtà potremmo attaccare Cenabum ancora. Potremmo. Recuperiamo un po' di soldi ancora, ragazzi. Chiaro, le unità ne risentirebbero. Fatemi vedere Cenabum. Quante ne ha? 20. Porca miseria. Però sono messi male. Dai, allora via ancora su Cenabum. Ragazzi, i soldi sono ghiotti per me. Sono ghiotti. Vabbè, wow. Guarda, la vorrei quasi tenere Cenabum. È che poi ho paura veramente di subire l'attacco dagli Ceni. E non è questa la partita. E non è questa la partita. Saccheggiamo, ci dà ben 4000. No, dove vai, maledetta legione? Torna indietro. Torna indietro. L'ha imposto già qua. Intanto abbiamo 4000 recuperati. Ottimo. Che posso sicuramente sfruttare per potenziare le truppe. E poi, ragazzi, concludiamo, perché direi che abbiamo fatto già abbastanza gameplay. Voi. Guardalo qua. Ci abbassa tanto le entrate questa cosa che sto facendo, però. Però, ragazzi, c'è modo di generare introiti andando a potenziare Nicomedia, tipo con una suburbia, di sicuro, col foro pubblico, ed è finita qua. Ok. Va bene, signori, allora guardiamoci dall'alto. Finalmente Roma mette lo zampino in Asia Minore. Siamo un po' indietro a livello di cronologico, storico, però dai. Dai, non siamo così lontani. Sono proprio contento. Scusate, ma queste? Scusa? Ah, ok, sono i pirati. Mi sono spaventato, ragazzi. Mi sono veramente spaventato. Va bene. Allora, stavo dicendo, è la prima volta che entriamo. Siamo un po' in ritardo dal punto di vista storico, perché avremmo dovuto attaccare tutte queste coste. Io, ragazzi, ci ho provato, però non posso andare così tanto a seguire. Cioè, devo comunque seguire il gioco, ecco. Spero vi siate divertiti come mi sono divertito io. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Dai Roma, sempre dai. Alla prossima.